che non ci sia la possibilità di fare questa presentazione in modalità interattiva, quindi vi racconterò quella che è la normale presentazione e cercherò di personalizzarla e per eventuali domande avete la chat. In questa prima diapositiva vedete un po' che è la scala pratica dell'università nell'ambito di scienze pediatriche. Abbiamo l'onore di avere tra di noi il magnifico rettore dell'Università di Verona, il chiarissimo professor Pier Francesco Nocini, e siamo inseriti, e oltre ad essere direttore, no, della nostra operativa, che ha una doppia valenza, cioè in odontoiatria e in chirurgia maxillofacciale, che chiaramente, anche se non è strettamente correlata al piano di studi, ok, ne è il cugino più diretto, ok? E permette quindi al corso di laurea in odontoiatria di avere una più ampia visione di quello che è i temi, le tematiche di approfondimento. Cosa intendo? Non sarà possibile durante i tirocini vedere interfacciarsi con una pazientela che non solo ha una patologia del tavorale, ma di tutto il distretto testacolo, con tutte le implicazioni cliniche che può portare. Quindi una formazione dello studente di odontoiatria diciamo più medica, ok? Quindi permetterà poi anche durante la pratica quotidiana, una volta laureati, di gestire meglio il proprio paziente. Siamo all'interno di un grosso dipartimento, il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e odontostomatologiche e materno-infantili. Cosa vuol dire? Il nostro dipartimento comprende altre professioni sanitarie, quindi che spaziano in tutto l'ambito della chirurgia, quindi chirurgia generale, ortopedia, cardiochirurgia, l'anestesiologia, ok? E tutto l'ambito pediatrico. Direttore di questo complesso dipartimento poliedrico è il professor Giovanni De Manzoni. Invece chi è il vostro referente principale, cioè il presidente del corso di laurea, magistrale, di cui vi porto i saluti, è il professor Massimo Albanese. Sto cercando di andare avanti ma mi fanno gli scazzetti. Cosa dovete fare? Allora, dovete prima di tutto collegarvi al portale Universitali, ok? All'interno del quale poi dovete registrarvi nella tendina S3 UniVR, che è appunto la funzionalità dell'Università di Verona. Ci si iscrive al concorso di ammissione, quindi si sosterrà la prova di ammissione, che è il punto 4 di questo diagramma di flusso, e quindi dovrete controllare con attenzione le graduatorie e se sarete appunto quelli selezionati, eseguire l'immatricolazione ed eventualmente verificare le riassegnazioni. Come ci si iscrive a questo bando di ammissione? Prima di tutto leggerlo, okay? Perché qui vedete un esempio del 2019, il frontespizio di Universitali, okay? In cui ci sono tutte le offerte formative
dell'Università Italiana, ci si registra, quindi se si è nuovo utente dovete fare la registrazione, dopodiché si entra il login è collegato. Se poi Verona è la vostra prima scelta, come vi auguro, andate a registrarvi su S3. Nel momento che lo fate, ricordatevi di avere con voi una scansione, quindi una digitalizzazione del vostro documento di identità. Dovete, che vi si va in aborto, la registrazione dovete fare. Va bene, dovete inserire qua, voi siete nati con i computer in mano, quindi non penso sia difficile per voi inserire tutti i dati anagrafici, codice fiscale, e successivamente, una volta eseguita la perfezionata iscrizione, questa va completata con un pagamento, sempre, quindi può essere credo anche per sempre questo banking in modalità telematica, in cui si paga il contributo di ammissione al riportaggio alla prova. Ho saltato un attimo una diapositiva, ecco, quindi vedete qui il quizzone con la sala di tutti gli aspiranti a medicina e odontoiatria, perché come voi forse sapete già, la prova è unica per medicina e per odontoiatria. Quindi, una volta che è stato finito l'esame, bisogna controllare sempre sul portale Universitali come è andata, ok? Una volta appunto che si è verificata la presenza di, scusate un attimo, abbiamo collegato alla rete il computer. Riprendiamo. Una volta che siete risultati vincitori, vi auguro tutti e tre, vincitori di questa della prova, bisogna immatricolarsi, quindi bisogna pagare la prima rata sempre con un bollettino MAV, attendere la conferma dell'ufficio immatricolazioni, sempre importante, non aspettare che arrivi per grazia ricevuta, ma sempre controllare tutto, perché è un momento importante della vostra vita, non dovete sbagliare. Quindi come posso controllare? Unicamente sempre solo tramite il portale Universitali. Si completerà quindi se avete scelto come prima indicazione l'Università di Verona, perfezionate l'iscrizione sul portale dell'Università di Verona, che è l'UniVR S3. Qui vi ho riportato due esempi di scadenza per l'anno, vedete è sempre intorno al periodo di luglio, comunque dovete controllare sempre nel portale sia di Universitali che di UniVRS3. Sotto cosa compare in questi portali? Ovvero il bando di ammissione e il concorso, con la nomina della commissione di vigilanza e così via. Di solito queste sono le domande che uno si può fare, no? Quali sono le competenze di un laureato in odontoiatria e protesi dentaria? Qual è il piano di studio accademico? Se la frequenza è obbligatoria, il tirocinio è estremamente importante in quanto è una professione sanitaria, quindi non si può esimersi dal tirocinio. E qual è il numero di posti? Ecco, già qua vi posso sottolineare una cosa che dirò
probabilmente dopo nelle caratteristiche di questo corso di studi. Cioè deve essere rivolto alle persone che hanno la capacità di interfacciarsi con i problemi delle altre persone. Questo non vuol dire avere una vocazione da missionario, ma capacità sicuramente di entrare nella psicologia del paziente e capire il suo vissuto e in qualche modo aiutarlo a superare il momento di difficoltà della malattia. Questo ci deve essere, dovete averlo nelle vostre cose, se no questo tipo di professione non è per voi. Eccoli qua, questi sono gli obiettivi formativi, dobbiamo garantire l'esercizio della professione odontoiatrica, dentista, ok? Dovete avere un bagaglio di conoscenze teoriche essenziali, che sono quelle delle scienze di base, che sono comuni, diciamo, al medico, al corso di laurea in medicina e chirurgia, ovviamente con prevalenza per quanto riguarda il testacollo. Devo, tra i saperi minimi e le capacità e il saper fare, è quello di essere in grado di appunto rilevare e valutare criticamente i dati relativi allo stato di salute ed eventualmente di malattia dell'apparato stomaco, perché è ovvio che voi non dovete verificare la presenza di malattia, ma tante volte piuttosto confermare la presenza di uno stato di salute. Quindi dobbiamo avere una conoscenza estremamente profonda della fisiopatologia e della genesi di tutto quanto riguarda l'apparato stomatogniatico e ovviamente non solo la diagnostica ma anche la cura e il trattamento specialistico delle eventuali patologie. Al saper fare è anche inclusa la capacità di organizzare un lavoro di equipe per risolvere problematiche in tema di comunicazione e gestione delle risorse umane. Voi dite cosa importa? È importante questo aspetto? Sì, moltissimo, perché l'odontoiatria, pur dando la possibilità di una carriera ospedaliera universitaria, okay, che sta sempre più aprendo anche ai corsi di laurea in corsi di studi in odontoiatria, non solo a medicina, per il 90% è votato alla professione. Quindi c'è un aspetto fondamentale, manageriale, ed è questo che è volto questo punto necessario, che voi acquisiate delle capacità di appunto gestione manageriale e delle risorse umane, quindi colleghi a consulenza, odontotecnici, personale amministrativo, personale assistenziale. E poi l'ultimo aspetto, quello che vi accennavo prima, l'aspetto deontologico, cioè di comunicare con chiarezza e umanità con il paziente. Sbocchi professionali. I laureati in odontoiatria e protesi dentaria svolgeranno l'attività di odontoiatri, come dicevo, nei vari ruoli e ambiti professionali clinici. Quindi, come consulenti specialisti in uno studio professionale, che può essere anche un poliambulatorio, o come liberi professionisti in uno studio proprio, l'aspetto manageriale che vi dicevo, o come strutturati specialisti in aziende ospedaliere del sistema sanitario nazionale o all'interno di una carriera didattica universitaria di ricerca, come fortunatamente è successo a me. Tornando un po', andando indietro negli anni, non andando troppo avanti, vediamo il test di ammissione. Se
raccontarvi come si svolge. Sempre il portale dell'Università di Verona, potete andare a verificare quanto vi sto anche io raccontando adesso. Potete risalire al bando, importante le date, sono delle scadenze, il passo appunto della vostra capacità manageriale sarà proprio quello di gestire le tempistiche. Qui vi spiega appunto per filo per segno il portale come bisogna iscriversi, entro quando il numero di posti invece disponibili definiti con successivi decreti, ma sempre in tempo. Verrà la prova del 2021, per ora è sempre simile, cioè agli anni precedenti, saranno circa 60, così che risposta multipla. Eccoli qua. Ragionamento logico, una bella quota, cultura generale per fortuna si è ridotta. La biologia è estremamente importante, vedete quasi come ragionamento logico. Chimica, quello è molto importante, ci sono infatti un esame fondamentale corso di studi è infatti i materiali dentali, no? Che ha lupus in fabula, perché io sono professore che insegna materiali dentali. Fisica e matematica, anche qui, quindi diciamo che chi ha un background scientifico, quindi è leggermente. Comunque ci sono tutti i test di preparazione, insomma anche chi viene da un liceo umanistico. Programmi relativi alle prove di ammissione le trovate sempre sul talone dell'università, ok? Nell'allegato al tema programma relativi al titolo, programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione, e vedete che è unita ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria, ok? Insieme alla medicina veterinaria e corsi di sanitarie. E magari voi non avete ben presente, sono le lauree specialistiche di 3 anni, quindi per scienze infermieristiche, l'igiene dentale, ok? Che quindi altro è presente anche come formativa nell'Università di Verona. Il corso di studi per audiometristi, e così via, tecnici perfusionali, ok? Questo avviene anche per i ortopedici. Tra l'altro, queste professioni sanitarie, queste lauree specialistiche verranno integrate, il corso di studi è al Vaglio all'Ambus, verranno integrati con la biennale magistrale per poi poter ambire con queste professioni sanitarie anche a ruoli dirigenziali in ambito privato o in strutture pubbliche. Ma tornando a bomba sull'odontoiatria, dobbiamo un po' parlare un attimo dei saperi minimi. Cosa vuol dire? Che noi possiamo passare l'esame con un punteggio sufficiente a essere ammessi, però all'interno di questo punteggio una quota importante deve coinvolgere i 2 saperi minimi, cioè la biologia e la chimica. Okay? Se abbiamo dei punteggi inferiori a 4 per la biologia e inferiore a 3 in chimica, ecco che
non abbiamo, dobbiamo imparare, per accedere. La valutazione della prova sì, sono 90 punti, perché se fate l'unplan, fate 60 domande giuste, equivale a 1,5 punti. Se invece sbagliate, viene penalizzato con un 0. 0 per ogni risposta non. Questo c'è la penalizzazione per la domanda sbagliata per un ovvio motivo, quanto in medicina e in odontoiatria non possiamo immaginarci di scelta non consapevole del risultato, cioè la frase proviamo e vediamo se va bene, bene, e se non troppo non è andata bene, non è possibile. L'opzione proviamo non deve essere presente nel medico, okay? Deve essere sicuro almeno attuare dei protocolli importati, consolidati dalle pubblicazioni scientifiche e dalla pratica clinica. Qui vedete un prospetto di una graduatoria per l'anno 2019 con i posti disponibili per l'odontoiatria, che possono variare, normalmente sono 25. Cosa posso fare? Anche qua dovete stare attenti alla data per i risultati. Vediamo appunto ancora una volta i posti disponibili, questo è l'anno 19-2020, sempre confermati per l'odontoiatria. E abbiamo che la prova concorsuale è unica per entrambi i corsi di studio. Studenti cinesi, vedete questa cosa perché alcune università hanno una internazionalizzazione più ampia, quindi eventualmente sono anche studenti extra UE. Ecco, per avere le modalità di iscrizione sempre andate a vedere il portale S3 che vi fornisce ulteriori informazioni o ripeto quelle che vi sto dando. E chi non supera il test da ammissione, state attenti comunque alla graduatoria, andare a vederla, e essendo medicina, odontoiatria una scelta diciamo unica, può essere che ci siano dei salti da una all'altra, per cui magari uno studente che è entrato N25 ammessi magari sceglie medicina e quindi risulta vacante. Tenete costantemente monitorato il sito dell'università per controllare eventuali pescaggi. Ecco, poi la diapositiva qui, adesso che state vedendo, riguarda anche i corsi liberi. Cosa sono questi corsi liberi? Se io non sono entrato, ecco, vedete, sono presenti dei corsi liberi in chimica e biologia. Però non possono partecipare. Ci sono dei criteri di ammissione per questi posti che riguardano quindi e includono solamente chi ha fatto il test di ammissione, ok? Non si è collocato quindi nella graduatoria, non è ammissibile, ed è però comunque iscritto a un altro corso dell'Università degli Studi di Verona. È un classico, la biotecnologia, a volte anche medicina, e quindi si può partecipare appunto a questi insegnamenti, daranno quindi la possibilità non di tenere l'esame, quindi non farlo più una volta che l'anno dopo magari si riesce a entrare, ma comunque verranno date buone le frequenze, i tirocini.
è un'agevolazione. Per quanto riguarda il piano didattico, insomma, cosa si deve studiare? Abbiamo ben 6 anni di corso, abbiamo la possibilità di lezioni ex cattedra, in cui ogni CFU, che credito formativo, questa è la moneta appunto che voi dovete raccogliere e mettere nel vostro salvadanaio, corrisponde 8 ore. Poi abbiamo le esercitazioni e il laboratorio che corrispondono a 10 ore da parte dello studente, con il tutto, e un equivalente di ore da parte dello studente di 15 ore, come anche per ogni lezione, ogni CFU ex cattedra corrispondono a 17 ore. C'è sempre questo binomio tra sono, diciamo, le monete ufficiali, cioè i CFU, che devono essere collezionati, quindi validati, frequentati, eseguiti dallo studente e validati dai professori. Vanno anche aggiunte quelle che sono lo studio a distanza individuale per i 17 ore per il CFU ex cattedra e di 13 ore per il laboratorio. Poi abbiamo delle attività tutoriali tirocinio, anche qui i CFU corrispondono a 15 ore di impegno personale e più 10 ore di autoformazione a casa e quant'altro. Vedete un elenco, ma lo potete trovare, quindi non lo dilungo, se no vado già fuori tempo, scusate. Abbiamo che il primo e il secondo anno sono soprattutto attività di base. La prima, diciamo, il primo modulo, okay, parla di odontoiatria, è il elenco, cioè principi di odontoiatria. Okay? Al terzo anno, ecco qua, ecco qui vi dico già che il terzo anno è un anno difficile, okay? Perché rappresenta degli esami molto importanti, molto ampi, che sono le scienze mediche, il modulo e qui il sesto, quindi nella colonna, e materiali dentali e tecnologie professionali. Se vedete i CFU che sono allegati, sono praticamente da soli, loro due fanno metà dei CFU dell'anno. Okay? Quindi può ingannare lo studente, uno studente non molto avveduto, che si tiene magari questi due per ultimi, okay, all'anno, all'ultimo dell'anno, dopo l'estate, con quindi possibilità di ripetere l'esame. Sono due materie molto grosse, okay? E anche molto diverse tra di loro, quindi creano spesso dei ritardi agli studenti, okay, che rischiano di perdere l'anno. Okay? Magari si tengono quei due lì, sono 7 esami, ne fanno magari solo 3 e magari meno impegnativi, CFU, intendo, cioè il 21, magari il 6 e 7, quindi fanno 8, 15 crediti, solo 15 CFU ex cattedra, e poi si trovano dopo l'estate a fare gli altri 45. Ecco, quindi la possibilità di incappare in una bocciatura è alta e quindi essendo verso la fine di perdere l'anno. Okay? Quindi attenzione a questo aspetto del terzo anno, che è un po' insidioso. Tra l'altro iniziano le cliniche, inizia la frequenza, è un cambio tra il primo e il secondo anno, cioè veramente si passa magari da quello che era un po' lo studio impostato come al liceo, si passa veramente nel mondo del lavoro dove ci si mette in gioco al 100% su tutti gli aspetti, non solo su quello dell'insegnamento o dell'apprendimento.
anno iniziano tutti i corsi specialistici, anche qui vedete c'è da parte del Leone, il secondo, quindi il 23, il corso di 23, c'è ben 31 CFU, quindi vedete bene che questo è il più importante in questo quarto anno. Il quinto anno invece è un po' più distribuito in modo uniforme, quindi si può andare abbastanza con un passo costante e regolare, senza squilibri in esame e l'altro, no? Come abbiamo visto un po' per il terzo e quarto anno. Quindi bisogna sapersi un po' gestire, ecco, nei tempi da dedicare ai vari esami. Okay? Perché chiaramente la differenza che c'è dal liceo è quella che qua siete voi a dare i tempi, non ci sarà più nessuno che vi stimolerà, che vi darà delle cadenze all'interno dell'anno. Quindi la capacità di gestirsi è molto importante. Il sesto anno è un anno di completamento che è finalizzato, è stato introdotto con la finalità nel futuro di tirocinio post laurea anche l'esame di Stato. La prova finale non è altro che la presentazione dell'elaborato. Come la frequenza, ragazzi, è obbligatoria, come obbligatorio il tirocinio, quindi sia la ex cattedra per le lezioni frontali che il tirocinio e il tutoraggio sono obbligatori. Ovviamente pandemie e lasciatemi brevemente presentare, spero che siate ancora qua con me, quello che è la nostra casa, la vostra casa futura, e siamo a fianco del vecchio policlinico, non è più così questa foto, ma ci siamo affezionati perché è il vecchio policlinico Giambattista Rossi. Quello che è rimasto è nella diapositiva sulla destra la piastra odontoiatrica, ovvero a fianco dei poliambulatori. Qui vedete la nostra appunto chiamata piastra proprio fonda. Okay? Queste sono le aule al primo piano che sono dedicate appunto alla formazione ex cattedra con la segreteria, una citazione, una segreteria studenti. E queste sono, guardate, le aule. Le aule sono veramente dimensionate a misura di studente. Sono estremamente comode, sono calibrate giuste, cioè sono né enormi, troppo grandi. A Padova si entrava e si vedeva la diapositiva grande come un francobollo, invece le distanze sono proprio perfette per poter vedere, leggere e vedere anche i particolari, senza essere appunto troppo stretto. Abbiamo anche degli spazi dedicati per interfaccia con il computer, con la ricerca sui motori scientifici di ricerca, un'aula studio dedicata all'odontoiatria. Questo che invece è un po' il nostro fiore all'occhiello è questa aula manichini fantascientifica a livello degli standard europei della scuola scandinava. Okay. Avete un riunito per ciascun studente, quindi 25. Adesso tra l'altro sono stati anche adeguati per la protezione per il Covid, quindi potranno essere eseguite tutte in presenza. Ognuno ha il suo schermo, il professore o il tutor ha un suo manichino con una telecamera che permette di proiettare sui vari schermi. E quindi voi potete eseguire manualmente, passo passo, step by step, quelle che sono le procedure fatte dal docente.
quindi vedete la visione panoramica dalla cattedra. Abbiamo anche un tecnico per tutte le lavorazioni che richiedono, perché questa auditometria ha un aspetto appunto di manualità e di tecnologia che sconfina un po' nell'ambito di quelle che può essere la scienza dell'alimentazione, quindi della preparazione appunto della ristorazione, perché anche lì c'è chimica, ovviamente se parliamo a alto livello, e tutta quella che è l'arte orafa, e quindi modellazione, lucidature, levigature, cesedazione, quindi richiedono anche, questo è un altro aspetto da considerare per chi vuole scegliere questa branca, la manualità, ok? È necessario avere una manualità. Comunque non spaventatevi che con l'esercizio e la pratica si riesce a raggiungere anche delle vecchie eccelse. Abbiamo legato anche uno studio fotografico per la parte didattica e eventuali studi di ricerca per le tesi di laurea, quindi per raccogliere quelle che sono le immagini necessarie alle preparazioni dell'elaborato della tesi. Questo è il nostro ingresso della parte clinica, con una accezione per i pazienti, una separazione in area, quindi un triage dei stessi, quindi non c'è confusione, nonostante ci sia un forte accesso alla struttura. Una sala sterilizzazione dedicata alla sicurezza degli operatori e dei pazienti. Abbiamo anche una sala computer dedicata alla parte clinica. Per quanto riguarda invece l'offerta formativa di strumentazione, noi abbiamo a disposizione delle 3D, quindi tutta quella che è la simulazione tridimensionale dei pazienti con la chirurgia virtuale. Anche in ambito odontoiatrico siamo tra le prime università in Italia ad avere la possibilità di eseguire la chirurgia in navigazione, quindi guardando lo schermo del computer e non il paziente, come vedete in questa foto. In questo ovviamente è ad uso del clinico, del professore docente, ma tutta la parte di simulazione, quindi la chirurgia sul modello può essere eseguita anche dallo studente, come anche la progettazione del caso. Vediamo delle salette operative dove gli studenti eseguono le manovre odontoiatriche sul paziente. Quindi abbiamo tutti gli aspetti, la chirurgia orale, l'endodonzia, la conservativa, cioè il trattamento delle carie, per voi che siete ancora dei neofiti, quindi implantologia, le corone sui denti, quindi la protesi, l'ortodonzia, per i bambini, per capirci. Tutti gli aspetti possono essere presentati, sono inclusi nel corso di studio. Ecco qua a riprova, vedete, gli studenti sono gli studenti che lavorano sul paziente. Questa è una sala chirurgica un po' più avanzata con i laser. Abbiamo per finire una collaborazione, gemellaggio internazionale che ci permette anche di mandare, per chi vorrà, gli studenti a fare dei periodi all'estero. Io personalmente faccio dei corsi elettivi in congressi all'estero che poi vanno comunque, rientrano nelle attività di scelta, quindi c'è tutto un fermento nell'Università di Verona stimolante. Cosa ottenete con questi vostri 60 crediti formativi, questo bagaglio con questa laurea magistrale? Avete la possibilità di trovare lavoro dopo l'abilitazione professionale, e questo ancora adesso con una sottooccupazione giovanile imperante, e vi dico non stupitevi, purtroppo i miei allievi dopo un minuto
la tesi e quindi si sono laureati e hanno ottenuto l'abilitazione che ancora è necessaria, mi salutano e non li vedo la maggior parte, quasi tutti, proprio perché trovano soddisfazione e ampia soddisfazione professionale ed anche economica, non più come gli anni 80, ma comunque, visti i tempi, Mala Purring, sempre di soddisfazione rispetto alle realtà professionali. Ecco, l'aspetto 2 vi ricorda, è una professione molto tecnica, ci sono delle materie che si chiamano così, odontoiatria, che richiede conoscenze appunto di metallurgia, quindi di ceramica, quindi di fisica dei materiali, e che richiede buone capacità manuali. Io direi anche elevate per ottenere degli standard che sono richiesti oggi all'odontoiatria. C'è un'ampia varietà di discipline e specializzazioni, sicuramente, perché ormai l'odontoiatria non vuol dire quasi più nulla, ci sono un sacco di super specialità. Io stesso, nonostante la carriera, non eseguo più tante super specialità, ma solo quelle in cui ho trovato più affinità. Possibilità di lavorare come libero professionista, assolutamente sì, sfruttando capacità manageriali. Chi ha uno spirito indipendente, si sente molto autonomo, quindi che non gradisce un lavoro subordinato, troverà in questo mestiere un'ampia soddisfazione in quanto potrà lavorare sul proprio. È una disciplina in continua evoluzione, vi basti pensare che fin dai tempi dell'anestesia dovete sapere che la prima anestesia in chirurgia al mondo è stata l'estrazione del dente, e da allora, ancora adesso, sia nel campo di ingegneria tissutale che della navigazione, la branca odontoiatrica è all'avanguardia. Quindi ha una formazione di base, prende aiuto dal corso di laurea di medicina, in cui abbiamo dei professionisti di altissimo spessore, quindi anche il corso di laurea di odontoiatria ne beneficia. Deve esserci una forte motivazione personale, ma qui dico una banalità: chi non crede in se stesso nella vita non può vincere, non può ottenere quello che desidera. Chi si visualizza ciò che vuole ottenere, che ha un piano strategico fin dall'inizio, vedrete che si muoverà molto bene all'interno del corso di studi. Noi siamo qua anche per questo, per aiutarvi a impostare un piano di lavoro con degli obiettivi ben chiari. E poi tutto l'aspetto deontologico, importantissimo, cosa c'è di più gratificante, almeno per me, per tutti i miei collaboratori e per i miei colleghi, dire abbiamo fatto un buon lavoro, dobbiamo sentire quindi la gratitudine del cliente, in quanto noi andiamo a migliorare la qualità della vita del paziente, o importante a mantenere la qualità del paziente. E questo è un aspetto che sempre più ci viene richiesto. Evidentemente, come avevo detto, c'è la possibilità di interagire, questa è una peculiarità della nostra università, con la disciplina maxilofaciale, la chirurgia orale, in cui il magnifico dottore è uno dei più grandi, non mi sbilancio, più grande al mondo, chirurgo maxilofaciale che esiste. Con questo credo che abbiamo finito. Eccolo qua, avanti e indietro. È un po' una carrellata del nostro gruppo, c'è chi c'è ancora, c'è chi
per la libera professione, quindi è un continuo divenire, soprattutto per quanto riguarda la parte giovane. Con questo vi ringrazio, spero che sia stato di aiuto come introduzione. Se vedo qualche domanda sulle chat,